Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio, saremo collegati con le 12 alle 12.30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Giornata molto importante perché ormai si sta delineando, naturalmente è tutto ipotetico al momento, una zona bianca per il Veneto quanto prima, quindi con molti cambiamenti anche rispetto a quello che è stato detto nei giorni scorsi, perché la zona bianca, sappiamo, annulla molte delle prescrizioni, delle restrizioni di cui si è parlato. Siamo in attesa, oggi sapremo probabilmente qualcosa di più, quindi per capire che cosa ci aspetta nell'immediato futuro raccomandiamo alle 12.30 la conferenza stampa di Luca Zaia. Noi invece andiamo a sentire al volo in diretta la nostra Chiara Gaiani che da Padova ci racconta le novità di giornata. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Per una volta non facciamo il solito bollettino medico, ma diamo delle belle notizie. Tu parlavi di zona bianca poc'anzi, io anticiperei una notizia che volevo darmi in realtà a fine collegamento, e cioè il fatto che in città a Padova, a partire dal prossimo fine settimana, proprio come segnale di questo ritorno alla normalità, torneranno molte delle mostre mercato che animavano insomma il centro cittadino e che purtroppo ci eravamo dimenticati sostanzialmente già dal 21 maggio, quindi da domani sera ci sarà un primo appuntamento a Piazza dei Vitali, ma poi la settimana prossima insomma continueranno, ci sono anche delle novità per quanto riguarda il mercato dell'artigianato di Prato della Valle della terza domenica del mese, ovviamente tutto ancora nel rispetto delle regole che ben conosciamo. La novità principale riguarda Piazza Duomo, che sappiamo in questa piazza del centro storico, dove purtroppo ci sono molte scorribande di ragazzi anche molto giovani, insomma ci sono dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Si parlava addirittura di un controllo molto puntuale delle forze dell'ordine in questa piazza. L'amministrazione ha pensato di portarci l'arte e arriverà il 29 di maggio, quindi tra 2 sabati. Ecco, quindi a Padova si torna alla normalità, ma la notizia del giorno per la città è quella che aveva anticipato il presidente Luca Zaia proprio ieri durante la conferenza stampa e poi è stata raccontata nel dettaglio dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, e che cioè finalmente c'è un primo passo molto importante per l'avvio della costruzione del nuovo ospedale di Padova. Infatti è stato pubblicato il bando per il progetto di fattibilità tecnico-economica, è quello che veniva chiamato il progetto preventivo, e dovrebbe uscire in Gazzetta Ufficiale tra una decina di giorni, ma è già disponibile sul sito internet per esempio dell'azienda ospedaliera. Lì ci sono 4.200.000 euro che la Regione ha già reso a disposizione perché si crei un primo progetto. Quindi diciamo che nel mese di luglio potremo già avere un'idea di come potrebbe essere il futuro ospedale di Padova. Tra l'altro ieri il direttore Dalben ha anticipato anche una possibile data di fine, il 2028. Insomma, se pensiamo a come vengono costruite di solito le opere pubbliche quasi dopodomani, Sì. E nel frattempo in questi giorni dovremmo poter vedere chi passerà nella zona di Padova Est, dove sorgerà il nuovo policlinico universitario, la recinzione, perché il direttore l'ha appunto annunciato ieri, quindi capire in che spazio, bene, anche visivamente sorgerà il nuovo ospedale. Questa è una notizia che non solo la città di Padova, ma tutto il Veneto, in realtà l'Italia, sta attendendo davvero da molto tempo. Molto bene. Chiara, sì, allora volevo dire che intanto già sulle mostre mercato abbiamo il servizio fatto dalla vostra redazione che vedremo non appena sarà finito questo collegamento. Molto importante anche la notizia riguardante l'ospedale, però abbiamo novità anche per quanto riguarda il BO, una delle altre grandi istituzioni padovane. Sì, il BO cambierà il rettore, sappiamo che non si ricandida, nonostante la possibilità, Rosario Rizzuto, che per 6 anni ha guidato il BO e che è entrato nell'anno degli 800 anni del BO, il 14 giugno, quindi dopo il giorno di Sant'Antonio, ci sarà l'elezione per il nuovo rettore di Padova. Per la prima volta corrono anche 3 donne per la carica di rettore di Padova. Sono quasi 10.000, 9.200 i professori ordinari, per la prima volta anche i ricercatori
ricercatori che avranno un voto pieno, tondo. Nelle precedenti elezioni i ricercatori potevano votare verso 5%, alla fine è un conteggio molto delicato quello per le elezioni del rettore, e che quindi potranno votare per l'elezione del nuovo rettore. Ricordo appunto che ci sono 3 donne. Ferdinando, potrei aggiungere una notizia che riguarda il caso di cronaca principale eclatante della settimana a Padova, cioè il caso che ha coinvolto Donaldino Bizzotto, certo. Beati Costruttori di Pace. Ricordo velocemente la notizia: 2 giorni fa la Guardia di Finanza ha dato notizia del fatto che in 2 anni Donaldino Bizzotto ha dato un gruppo di Roma di una cifra enorme, 370.000 euro sotto ricatti, dietro racconto di enormi bugie da parte di persone anche molto giovani appartenenti all'etnia Sinti. Pensati, dalle intercettazioni sono emerso che addirittura gli chiedevano soldi per avere un elicottero a disposizione, ma anche soldi per avere dei medicinali per un bimbo malato, medicinali che non sono neanche mai andati a prendere. Ecco, la città di Padova, proprio nel nome del gran bene che in tutti questi anni Donaldino Bizzotto ha fatto, si sta mobilitando. Sono state raccolte 1000 firme per chiedere al sindaco di Padova che Donaldino Bizzotto diventi cittadino onorario. Una notizia molto interessante che speriamo chiuda questa fase molto delicata della vicenda che ha coinvolto Donaldino Bizzotto. Se ne è parlato davvero dappertutto, nei telegiornali, sulla stampa, sui social, dove anche le polemiche infuriano in questo periodo, quindi sono quelle notizie che è importante portare avanti e magari poter, se non silenziare, perché non è la parola giusta, però poter dare nella giusta dimensione con questa novità di cui ci hai appena parlato, Chiara. Allora Chiara, noi ti ringraziamo di tutte queste informazioni, veramente tantissime notizie oggi da Padova. Invitiamo i nostri telespettatori agli approfondimenti nei TG delle nostre emittenti di questa sera. Se ci saranno novità non esitate a contattarci. Per il resto buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, avete sentito molte le novità da Padova. Fra quelle che ci ha annunciato la nostra Chiara Gaiani, andiamo subito a vedere il servizio preparato dalla redazione padovana per la riapertura delle mostre Mercato in città. Voglia di banchetti ai tempi del Covid, nel rispetto di tutte le regole che ormai ben conosciamo: distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani. La città di Padova si prepara al ritorno delle mostre mercato nelle piazze del centro. Dopo tanti sforzi ci sono finalmente le condizioni, grazie anche alla campagna di vaccinazione, per riniziare con tante attività che sono rimaste sospese. Tra queste ci sono anche le mostre mercato, che finalmente sono state sbloccate anche grazie a una nota di chiarimento che si attendeva dalla Regione Veneto. L'appuntamento simbolo di questa fase diventa sabato 29 maggio con la giornata speciale in Piazza Duomo, una delle zone al centro dell'attenzione per potenziarne la sicurezza. Momart con le sue opere d'arte, che avrà un'edizione speciale il 29 maggio nel Sagrato di Piazza Duomo, diciamo dentro questo percorso di rivitalizzazione in sicurezza di questo luogo importante, e poi tante altre iniziative sempre legate alle opere d'arte. Arti itineranti con l'artigianato artistico nei quartieri, all'Arcella e anche in alcune piazze del centro. E poi prodotti DOC, IGP e miele in Prato della Valle, una novità per il mercato dell'antiquariato della terza domenica del mese. Ogni terza domenica del mese da giugno in poi, assieme al mercato dell'antiquariato in Prato della Valle, ci sarà la presenza anche di una mostra mercato per contribuire all'innalzamento della qualità di questo evento, che è quello della terza domenica del mese. Quindi Padova si prepara a tornare a pieno regime anche con queste iniziative. Sappiamo che Padova, tra la fiera, le mostre mercato, le varie iniziative che si svolgono tutto l'anno, è un punto di riferimento per tutto il Veneto e anche ben oltre i confini regionali. Ben oltre i confini regionali arriva anche il nome, la fama molto alta del BO, dell'Università di Padova. Si cambia rettore e vediamo che cosa potrebbe succedere. Corsa a 4 per il dopo Rosario Rizzuto. Il 14 giugno, all'ombra del Dì del Santo, gli oltre 9.000 tra professori ordinari, ricercatori e aventi diritto, rigorosamente in modalità elettronica, esprimeranno la loro preferenza tra 4 candidati. Per la prima volta a tentare la scalata a una delle più importanti università italiane ci saranno anche 3 donne. Si tratta di Daniela Mappelli, prorettrice della didattica e direttrice del Master in Neuropsicologia Clinica del Dipartimento di
psicologia, di Patrizia Marzaro, professore ordinario di diritto amministrativo, e di Marina Santi, professoressa di didattica e psicologia speciale, che corre in candidatura duale con Piero Martin, docente di fisica sperimentale, vicario in pectore in caso di elezione. Il quarto candidato a rettore è Fabrizio Dughiero, professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e attuale prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese. Prima votazione il 14 giugno dalle 8 alle 18, seconda mercoledì 16 in caso di ballottaggio, si andrà a venerdì 18 giugno. Quindi entro un mese conosceremo il nome del nuovo rettore di Padova. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo pronti per collegarci con la nostra redazione vicentina, Padova l'abbiamo appena vista con Chiara Gaiani, per fare il punto con Gabriella Basso delle ultime novità dall'area berica, però sappiamo che sta seguendo una conferenza stampa molto importante, quindi aspettiamo di vederla arrivare nel nostro monitor con il collegamento Skype. Quindi nel frattempo che aspettiamo la nostra redazione di Vicenza, e vi annunciamo che alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia, andiamo a fare un riassunto delle puntate precedenti e sentire che cosa aveva detto Luca Zaia nell'ultima riunione, conferenza stampa disponibile proprio su zona bianca e vaccini. Ha senso oggi parlare di un coprifuoco? Allora io dico che se avesse senso non lo portavi dalle 10 alle 11, no? Lo portavi alle 6 di sera, alle 4 del pomeriggio, chiudevi tutti in casa. Una questione logica prima ancora che sanitaria, così Zaia giudica le nuove disposizioni sul coprifuoco che da stasera slitta alle 23, trascinando con sé l'orario di chiusura dei locali pubblici. È confermato che si trascina l'orario, quindi 23 coprifuoco fino alle 23 l'esercizio. Ma il tema di queste ore riguarda più in generale le nuove regole in zona bianca per il Veneto dal 7 giugno, se il quadro epidemico sarà confermato. Non è ancora chiaro se il cambio di fascia farà decadere o no tutte le restrizioni, anticipando le aperture fissate dall'ultimo decreto del governo al 15 giugno, è il caso dei matrimoni e dei parchi tematici, o al 1 luglio come le piscine al chiuso. Su questo è in corso un approfondimento. Vi portiamo una interpretazione autentica domani, in modo tale che siamo più tranquilli. Fronte che vede tutte le regioni mobilitate, come conferma da Trieste Massimiliano Fedriga, coordinatore di governatori italiani, che non esclude si possa procedere con ordinanze ad hoc dei singoli territori per colmare eventuali vuoti. Su alcuni passaggi possiamo ancora lavorare, vediamo come vanno le cose, dopodiché è chiaro che per esempio sui matrimoni utilizzeremo comunque le linee guida nazionali, anche se dovessero riaprire un po' prima rispetto al 15 giugno. Condizione essenziale per riaprire resta quella di mantenere il contagio basso e procedere con le vaccinazioni. Su questo fronte Zaia lancia un messaggio chiaro ai quarantenni. Faccio un appello a tutti coloro che hanno più di 40 anni, dai 40 anni in su, di dire: attenzione ragazzi, avete 70.000 posti a disposizione. Se io per qualche giorno ancora è giusto, li vediamo liberi, apriamo tutti. Tra questi per Zaia dovranno trovare spazio anche i turisti che sceglieranno il Veneto come meta di vacanza, tema che sta creando alcune tensioni con il commissario Figliuolo, che nelle scorse ore aveva invitato i governatori, che stanno aprendo a questa ipotesi, a concentrarsi sui residenti. Ma per Zaia non c'è incompatibilità. Primo perché la campagna vaccinale sulle categorie a rischio in Veneto procede, secondo perché il turismo regionale va sostenuto. Il Veneto dichiara 2 punti. Se ci mettono le condizioni normative di poter fare, che non salta fuori qualcuno che dice che commettiamo un reato, noi ci adopereremo per farli. Allora, sulla situazione dei vaccini pesa, ed è una notizia che forse nessuno si aspettava, pesa come un macigno la presenza delle vacanze, ovvero i veneti vogliono andare in vacanza, hanno perso più e più giri, possiamo dire, di tempo libero a causa dell'emergenza coronavirus, e pare che possa diventare un problema la somministrazione della seconda dose proprio a causa della concomitanza con le ferie fissate da molte persone.
Il Veneto si pone, come si è sempre posto durante questa emergenza, diciamo, al miglior modo possibile, in funzione purtroppo di tanta sofferenza che c'è stata e continua a esserci anche nel Veneto. Docente universitario a Milano, virologo e divulgatore scientifico di chiara fama, presidente nazionale di ANPAS, Fabrizio Pregliasco ha un curriculum che lo rende una voce autorevole nel suo campo. Se la prima arma contro il Covid è il vaccino, sostiene, la seconda non può che essere il contenimento del contagio attraverso test a tappeto. In questo momento è abbastanza paradossale, ma più si fanno analisi, più si individuano positivi e meglio è, in un senso lato del termine, cioè più si controllano e meno contagiano. Quindi io credo nel valore comunque del tampone rapido, nell'ottica di essere una specie di rete, seppur a maglie larghe, per acquisire e aumentare la possibilità di individuazione, anche se appunto sappiamo che hanno dei difetti. Il combinato tra l'esecuzione di test a tappeto per favorire la prevenzione di focolai e l'accelerazione della campagna vaccinale sta già portando a risultati tangibili. Stiamo già vedendo nell'RSA, tra gli operatori sanitari, un calo consistente dei casi e vedremo via via che la crescita della percentuale di soggetti protetti, soprattutto ovviamente anziani che sono stati giustamente privilegiati, vedremo una riduzione molto più che proporzionale nei casi più gravi e quindi possiamo cominciare con una convivenza, diciamo, più civile, ecco, con questo virus, ma dobbiamo farlo in questo momento a step successivi, purtroppo. Allora, questo era un servizio sui tamponi rapidi, vedremo poi magari nel seguito della nostra informazione quello riguardante il peso delle vacanze sulla campagna vaccinale. Nel frattempo ci arriva una nota dell'ANSA che ci dice che per quanto riguarda la produzione industriale, Confindustria dice che a Vicenza sta risalendo il fatturato più 4,3% nel primo trimestre. Dopo un anno molto complicato con numeri in forte calo, la produzione industriale vicentina rialza la testa e torna in terreno positivo, così come tutti i macro trend di vendite, sia italiani che esteri. E quanto emerge dalla 151esima indagine congiunturale Confindustria Vicenza riferita al trimestre gennaio-marzo. Vediamo se c'è qualche dato interessante. In pratica ci dicono che sta salendo, come un po' tutta, diciamo, l'economia sta riprendendo. Ci sono ovviamente dei buchi spaventosi creati da quello che è successo, però pare che la bella stagione possa portare notizie importanti anche da questo punto di vista, notizie importanti che avremo fra poco con il governatore Luca Zaia, fra meno di 10 minuti in diretta qui su Rete Veneta canale 18 e sulla nostra pagina Facebook. Quindi noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo pronti ad andare nella sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia. Prima di andare da Luca Zaia però andiamo da Gabriella Basso, la nostra collega della redazione di Vicenza, con alcune notizie molto importanti di cronaca dall'area iberica. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Sì, una notizia, intanto partiamo subito dalla provincia, una notizia di baby gang che cominciano a essere sempre più intraprendenti. Siamo nel Basso Vicentino, parliamo di Noventa Vicentina per l'esattezza, dove un gruppo di ragazzi hanno aggredito picchiandolo e calci e pugni uno spacciatore. Obiettivo: rubargli la sostanza stupefacente, 4 degli involucri di marijuana, 40 grammi complessivamente, per poi dividersele, probabilmente iniziare loro stessi un'attività di spaccio, quello che presumono gli stessi carabinieri, perché nelle abitazioni dei 2 ragazzi, entrambi, se parliamo di ragazzi minorenni sui 15-16 anni, sono stati trovati anche bilancini di precisione. Tra l'altro questi ragazzi, ricordiamo che veramente l'aggressività è stata notevole, perché oltre a calci e pugni impugnavano delle pistole, fortunatamente delle scacciacani ma prive di tappo rosso, hanno sparato un primo colpo in aria ma poi uno anche verso proprio lo spacciatore, un ragazzo originario di Soave, residente appunto a Soave.
e poi anche avevano dei coltelli che poi sono stati proprio ritrovati, le scacciacani sono state ritrovate nelle abitazioni dei ragazzi, che hanno appunto ovviamente stati subito individuati anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, e è stata trovata anche la sostanza stupefacente in parte divisa appunto tra i due. Il gruppetto era un gruppetto di 7-8 ragazzi che all'improvviso sono usciti dal porticato della piazza e sono andati incontro appunto a questo spacciatore e subito l'hanno aggredito. Sono stati denunciati ovviamente per rapina. Uno di questi ragazzi che impugnava la pistola, tra l'altro, ha aggredito anche i carabinieri malamente, a male parole, ha cercato di divincolarsi. Insomma, una situazione veramente brutta per quanto riguarda questi minori, che peraltro pochi giorni prima erano stati già fermati e controllati sempre per sostanze stupefacenti, un verbale che poi hanno usato per farsi, diciamo, una sigaretta particolare, ecco. Addirittura. In spregio proprio alle forze dell'ordine, assolutamente. Allora, notizia che vedremo approfondita nel TG di questa sera. C'era un'altra notizia di cronaca, Gabriele, noi teniamo sempre d'occhio la conferenza stampa, prego. Sempre droga, parliamo di quest'ora in questo caso, un controllo di un'auto in via dei Mille qui a Vicenza, i due soggetti che erano in auto erano accasciati sui sedili anteriori, e ovviamente al controllo è risultato innanzitutto che uno dei due aveva nel portafoglio della sostanza stupefacente cocaina per uso personale. Da qui l'ulteriore perquisizione, e nel bagagliaio dell'auto hanno trovato ben 4 etti di marijuana. I due sono due, un italiano e un ghanese, sono stati sui 30 anni e sono stati entrambi denunciati. Molto bene, Gabriella, allora intanto grazie per queste notizie. Ricordiamo ai nostri telespettatori tutto questo, tutto il resto, tutto quello che succederà a Vicenza oggi lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, e se ci saranno novità non esitare a contattarci. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito le ultime novità proprio a conferenza stampa appena finita da parte dei carabinieri di Vicenza, con queste due notizie di cronaca, una addirittura che ha del clamoroso per la persistenza, per anche la violenza con cui è avvenuta questa aggressione da parte di una baby gang. La nostra redazione se ne sta occupando, stasera capiremo molto meglio che cosa è successo. In attesa di Luca Zaia, noi andiamo a vedere con la regia di Renzo Rigon i dati della campagna di vaccinazione, perché vediamo che siamo a 1.643.150 dosi inoculate. Parliamo della prima dose, ovvero il 33,7% della popolazione. La seconda dose, il ciclo completo, l'hanno già ricevuto 690.901 veneti, ovvero il 14,2% della popolazione. Vediamo che gli over 80 con almeno una dose sono il 97,5%, il 70-79 la fascia porta all'84,2%, sempre con una dose, e anche i 60-69 anni ormai sono balzati in alto con un 71,8%. 50-59 anni siamo un po' a rilento, ma lo sapevamo, siamo al 29,6%. Vedremo poi i dati di giornata come che in direzione ci daranno. Disabili con almeno una dose sono il 73% e vulnerabili con almeno una dose il 70%. Dati interessanti perché ci dicono che questa campagna sta decollando. Effettivamente c'è vediamo una grossa differenza fra le scorse settimane, dove la forbice era fra i 256.000 e quasi 300.000 inoculazioni alla settimana. Siamo solo a 51.000 questa settimana. Vediamo poi Luca Zaia con gli ultimi dati disponibili che cosa ci dirà. Sempre in questa tabella sappiamo che nell'ultima informazione disponibile avevamo 25.790 dosi somministrate, di cui 12.114 prime dosi e 13.683 seconde dosi. Totale è di 2.365.185 dosi somministrate, ovvero il 96,7%, quindi non c'è magazzino in pratica, delle dosi fornite al Veneto. Altra tabella molto importante è quella dei dati del coronavirus, ma noi andiamo a Venezia perché è arrivato l'assessore Lanzarin. Sì. Siamo giusti. Allora, intanto buongiorno, avviso già che il Presidente purtroppo non può essere presente perché sta ricevendo l'ambasciatore USA italiano, e quindi in contemporanea aveva questo appuntamento più o meno, e quindi non so se riesce a liberarsi, a finire, ma non credo, e quindi
andiamo con la conferenza stampa, ma aveva questo importante appuntamento istituzionale. Allora partiamo con il solito bollettino, che così insomma diamo contezza dei numeri di questa giornata. Allora, test rapidi 4.653.129, tamponi molecolari 5.273.334, quindi voi vedete siamo quasi sui 10 milioni, manca poco insomma ai 10 milioni tra test molecolari e test e tamponi rapidi da inizio pandemia, quindi dal 21 di febbraio 2020. I positivi delle ultime 24 ore sono 293, quindi come vedete è un numero che ogni giorno insomma è in calo molto contenuto e quindi mette in evidenza l'incidenza e la diffusione del virus in questo momento. E come vediamo i positivi di oggi, ossia i 293 positivi sui tamponi test rapidi e tamponi molecolari effettuati nelle 24 ore, che sono 32.273, ci dà un'incidenza del 0,90, quindi un'incidenza molto bassa. Questo proprio a testimonianza come oggi fortunatamente il virus stia circolando in modo molto limitato. Questo però chiaramente non ci può permettere ancora di abbassare la guardia. Il numero dei positivi di oggi sono totali 12.646, quindi anche questo un numero in diminuzione rispetto a numeri che avevamo un mese fa, che erano, voi sapete, insomma, sui 20.000, quindi un numero che giorno dopo giorno sta diminuendo, mentre il numero dei positivi totali da inizio pandemia, quindi sempre dal 20 di gennaio 2020, è di 421.283. Passiamo invece ai numeri relativi all'occupazione ospedaliera, che anche in questo caso vediamo un'occupazione ospedaliera in continuo calo. I ricoveri totali per Covid sono 903. Quindi siamo sotto i 1000 posti e sono meno 38 rispetto appunto alle ultime 24 ore. E sono così suddivisi: area non critica 804, quindi vuol dire tutti i reparti non di terapia intensiva, quindi dal reparti malattie infettive, pneumologie, le semi-intensive, insomma tutto il resto, 804, meno 24. Le terapie intensive invece siamo sotto il 100, 99 persone sono in terapia intensiva Covid e sono meno 14, quindi vedete anche in questo caso una diminuzione molto forte anche dell'incidenza all'interno delle terapie intensive. Le terapie intensive non Covid sono 289, quindi vedete che questo numero continua ogni giorno a crescere, perché sono riprese, lo sapete, tutte le attività che prima erano sospese, anche le attività quindi chirurgiche programmate di elezione che potevano richiedere anche un posto in terapia intensiva, erano state sospese nel momento appunto di maggiore intensità all'interno degli ospedali. Oggi sono riprese, ormai saranno già penso 3 settimane, 4 forse, che abbiamo riattivato, adesso non mi ricordo la data precisa, le attività quindi sia ambulatoriali specialistiche ma anche gli altri che sono state sospese, e come vedete il numero di terapie intensive no Covid continua a crescere. Il totale dei morti è 11.507. No, infatti no, più 8, sì, hanno sbagliato, più 8, sì, confermo, magari no, hanno sbagliato a scrivere, quindi chiaramente abbiamo più 8 decessi nelle ultime 24 ore e i dimessi invece sono 21.434, 21.434. Quindi il bollettino insomma ci dice che l'andamento della pandemia sta andando bene, nel senso che effettivamente oggi
il virus c'è ancora, ma chiaramente con un impatto molto diverso. Lo vediamo soprattutto nell'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi, che voi sapete che insomma è uno dei criteri principali, anche dei parametri che sono stati presi e che verranno presi d'ora in poi in considerazione per l'assegnazione delle famose aree, ma anche l'occupazione, perché l'altro parametro importante è l'occupazione ospedaliera, che è un'occupazione appunto in continua diminuzione. Vi do anche, vi anticipo, e quindi da qui vediamo anche l'andamento, i dati che noi avremo per quanto riguarda appunto i nostri indicatori, che poi saranno confermati domani, che ci vedono un RT a 0,74, quindi anche l'RT in diminuzione rispetto alla settimana scorsa. Scusa, Assessore, questo è l'RT tradizionale? L'RT tradizionale, sì, ancora l'RT tradizionale, quello calcolato in base ai famosi 21 parametri. Quindi i dati sono ancora quelli legati, che io vi do insomma, quelli legati alla classificazione con i 21 parametri. Allora RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000, quindi noi siamo sotto la famosa soglia di 50, incidenza di 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che i 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Da qui anche il calcolo che è stato insomma annunciato, che dal 7 di giugno noi potremmo, se manteniamo un RT di questo tipo, di un'incidenza di questo tipo, che oggi è quindi 44,9, 45 su 100.000, quindi tra 3 settimane consecutive passeremo in area bianca, con le conseguenze previste appunto per la classificazione in area bianca. Buona anche l'incidenza ospedaliera, perché sapete che l'incidenza ospedaliera contribuisce nei nuovi parametri per il passaggio da area arancione in area rossa o da area arancione in area gialla. Un'incidenza buona, perché è un'incidenza di 9% sia per quanto riguarda le terapie intensive sia per quanto riguarda le aree non critiche. E il parametro, voi sapete che è 30 per quanto riguarda le terapie intensive e il 40% per quanto riguarda le aree non critiche. Settimana scorsa a memoria avevamo il 12%, la settimana prima il 15%, quindi voi vedete insomma, e quindi era uguale per le due aree, vedete che c'è una diminuzione continua e questo è sicuramente molto positivo. Alcuni dati sulle vaccinazioni. Allora, il bollettino ci dice che ieri sono state somministrate 34.762 dosi, siamo quindi oltre i 2.156.354 dosi somministrate complessivamente, 2.156.354. Di queste 1.519.107 sono prime dosi, 637.236 invece sono persone che hanno completato il ciclo, quindi prima e seconda dose, oppure ci possono essere anche persone che con il vaccino Johnson & Johnson, un'unica dose, hanno comunque di fatto già completato il ciclo, quindi 637.236. Sta continuando la campagna per quanto riguarda la vaccinazione nelle fasce che oggi sono aperte, e quindi over 80, che ha già una percentuale molto alta, al di sopra anche delle nostre aspettative, sicuramente molto al di sopra del target nazionale, quasi il 98%. La fascia over 70 siamo già a un 83%, la fascia over 60 siamo a un 64,6%, ma sono le somministrazioni. A questo dobbiamo aggiungere, come diceva ieri il Presidente, anche i prenotati, andiamo quindi oltre il 70%. La fascia over 50 siamo al 21% di somministrazioni fatte, ma con le prenotazioni andiamo al 60%. Sta andando molto bene anche la fascia over 40, che vede già un 14%, 13% circa di somministrazioni fatte, ma prenotazioni per oltre il 40%, 40 qualcosa per cento. Ieri sono arrivate, come ogni mercoledì, le consegne settimanali di Pfizer e quindi sono già state distribuite le 160.000 circa dosi di Pfizer.
Sono arrivate ieri anche circa 18.000 dosi di Moderna, mentre domani, quindi venerdì 21, arriveranno le 38.600 dosi di Moderna che dovevano arrivare, quindi anche in anticipo per la settimana prossima, e 17.000 dosi di Johnson & Johnson. No, non abbiamo arrivi di AstraZeneca. Mi sembra di sì, perché AstraZeneca non era previsto questa settimana, quindi non ho notizia di arrivi di AstraZeneca. Le USL stanno monitorando i posti liberi che ci sono rispetto a quel contingente che diceva il Presidente, dei 70.000 posti liberi. Abbiamo fatto una ricognizione questa mattina, sono circa 50.000 quelli che sono rimasti liberi e disponibili. Però qua anche noi riceviamo molte segnalazioni di persone che provano e non riescono a prenotarsi perché non sono in tutte le USL. Molte USL hanno già esaurito questo contingente di posti liberi, quindi sono raggruppate solo in alcune USL. Ce ne sono un po' nell'USL 2 Trevigiana, nell'USL 9 Scaligera, poi qualcosa nell'USL 7, poca roba, però insomma ecco, non sono in tutte le USL, tipo la USL 6 non ha oggi posti liberi e disponibili, quindi se molte persone provano ma non riescono è perché i posti non sono distribuiti in tutte le USL ma solo in alcune USL che le avevano comunque messi da parte o comunque non avevano aperto prima le agende subito, e quindi oggi non c'è una diffusione e una capillarità, però insomma sono circa 50.000 i posti ancora liberi fino, ricordiamolo, al 16 di giugno, perché questi sono previsti fino al 16 di giugno. C'è in corso, è finita insomma la conferenza delle regioni in cui abbiamo nuovamente parlato di vaccinazioni e abbiamo anche convenuto che probabilmente ci deve essere un incontro con i presidenti e probabilmente anche con il commissario per capire poi rispetto ai target con cui continuare la vaccinazione e per avere anche un'uniformità, questo lo chiedono le regioni, per la partenza presso le vaccinazioni presso le aziende, perché altrimenti sentiamo appunto tanti lanci. Poi ci sono regioni che sono ancora indietro con i target più vulnerabili, più fragili, quelli da mettere in protezione, alcune regioni che sono partite anche con altri target, quindi la conferenza delle regioni ritiene insomma che sarebbe bene che ci fosse un'uniformità e quindi farà un punto tra i presidenti e anche io credo con il commissario Figliuolo. Ieri ho incontrato il mondo del turismo perché già con Pentecoste arriveranno soprattutto nella costa e anche al lago di Garda i primi ospiti stranieri, soprattutto dalla Germania e dall'Austria, quindi abbiamo convenuto nel cercare di mettere in piedi anche un sistema di comunicazione veloce tra turismo, prevenzione, in modo da rispondere a qualsiasi FAQ, qualsiasi insomma, in modo che loro sappiano bene come interloquire, come rispondere, e poi si sono resi disponibili per il discorso della vaccinazione dei propri addetti operatori, ma come dicevo prima, insomma, siamo in attesa anche di capire che ci sia un via libera nazionale rispetto alla vaccinazione all'interno delle aziende. Noi stiamo cercando di avere dei numeri complessivi per poi capire come organizzare le vaccinazioni appunto al mondo del lavoro, tutto, mondo turismo e rispetto ad altro. Però insomma, quindi c'è stata un'interlocuzione di questo tipo con un'apertura e una collaborazione da parte loro, consapevoli insomma che il mondo sicuramente del turismo diventa anche un biglietto da visita e quindi va sicuramente considerato in questo momento come strategico e importante. La cosa positiva, almeno che io ho sentito ieri, è che sono molto ottimisti e che vedono comunque molta attenzione ma anche molta voglia di prenotazioni, quindi ci sono molte gente che stanno chiamando e quindi prevedono insomma che la stagione possa, parliamo del condizionale, andare bene, e questo ce lo auguriamo anche noi. Io mi fermerei e lascerei spazio se c'è qualche domanda. Oggi credo che possiamo anche fare presto perché non credo che ci siano molte novità.
Grazie Assessore, si è prenotato Filippo Tosato, poi Bonet, Vanzan e Moscati. Buongiorno Assessore. Buongiorno. A proposito di turismo e a proposito di conferenza delle regioni, la questione della volontà del Veneto, espressa dal Veneto, espressa dal Presidente Zaia, di vaccinare con la seconda dose i turisti che arrivano in Veneto, è stata sollevata in sede di conferenza delle regioni? Allora, questa è una volontà che noi abbiamo espresso perché riteniamo che sia un servizio che sia opportuno dare, e poi anche perché non pensiamo che sia un numero molto importante, perché io immagino che uno cerchi anche di organizzare la vacanza in base anche a quando ha prenotato, deve fare il richiamo e la seconda dose. È una questione che è stata ieri in Commissione Salute e stamattina in Conferenza delle Regioni, è anche accennata ma rimandata a una discussione più approfondita con tutti i presidenti, proprio per cercare anche qui di trovare un'uniformità. La volontà è quella di trovare un'uniformità su tutto il territorio nazionale, proprio per dare un servizio che sia uguale dappertutto. Ecco, lì insisto su questo aspetto. Mi sembra che anche da parte del generale, del commissario Figliuolo, sia arrivato una specie di altolà, nel senso che ha detto no, non divaghiamo, concentriamoci sulle categorie invece più a rischio. Mi pare che il problema sia quella della indisponibilità dei vaccini, al di là poi delle volontà eccetera. Voi avete valutato questo aspetto? Perché anche se poi ci fosse una specie di via libera da parte del governo, se non ci sono i vaccini sufficienti, mi pare difficile. Ma allora sicuramente il tema disponibilità vaccini diventa fondamentale. È chiaro che facciamo fatica ad avere un numero, capire di qual è il contingente che potrebbe essere. È altrettanto vero che oggi le regioni stanno comunque vaccinando in modo massiccio. Chiaramente ci sono regioni che sono più avanti, altre che sono più indietro, ci sono regioni che a un certo punto, l'abbiamo visto anche noi, aprono a quelle che possono essere delle categorie, però ci sono i primi giorni, l'abbiamo detto, di forte prenotazione, poi c'è un rallentamento, quindi c'è una situazione che va governata da questo punto di vista. La richiesta appunto in conferenza delle regioni poco fa era proprio quella di dire ritroviamoci, confrontiamoci e cerchiamo di trovare un'uniformità, perché questo pensiamo sia la cosa migliore, proprio perché non ci siano disparità e quindi cerchiamo di trovare una uniformità su tutto il territorio. Il Veneto è sicuramente disponibile a tutte quelle che potranno essere le soluzioni, con la volontà di vaccinare e di quindi correre per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, mettere in sicurezza più popolazione possibile, sicuramente la popolazione più esposta, ma anche voler dare un servizio, Le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece i tamponi molecolari, che ai fini della green card, cioè del lascia passare, sono inclusi anche i tamponi molecolari con esito negativo. Allora alcuni lettori fanno presente che questi tamponi hanno un costo, un discreto costo, soprattutto per delle famiglie che costi varianti, dipende dove si fanno, dai 50 anche ai 100 euro, e quindi costi aggiuntivi per i cittadini. Avete valutato questo aspetto? È un'altra questione che è stata discussa in commissione ieri e oggi accennata proprio un incontro che avrà questo focus solo, quindi quello della come continua la campagna vaccinale, tutto quello che è legato al Green Pass, perché è chiaro che siamo consapevoli che oggi le incombenze rispetto a chi non è vaccinato e quindi deve avere il tampone nelle ultime 48 ore sono anche incombenze economiche, la famiglia che viene in vacanza eccetera, però è altrettanto chiaro che ci devono essere delle disposizioni nazionali su questo e quindi si richiama a una disposizioni nazionali che effettivamente permettono che ci sia un trattamento uguale dappertutto.
siamo consapevoli però, e questo qui insomma ci è stato anche segnalato, che ci sono sicuramente dei costi per una famiglia che arriva con 2 bambini, 2 genitori, insomma, e quindi i costi non sono da poco, però riteniamo che sia una questione che deve essere affrontata a livello nazionale. Grazie. Tocca a Marco Bonet. Sì, Assessore, solo per chiarire, quindi nella conferenza Stato-Regioni di oggi non erano presenti i presidenti? No, c'erano anche i presidenti, c'erano alcuni presidenti, non tutti i presidenti, però siccome la conferenza di oggi aveva molti temi, quelli ordinari della conferenza unificata, della conferenza delle regioni, quindi i temi e i provvedimenti che vanno nel pomeriggio anche in conferenza Stato-Regioni, è stato detto facciamo anche un incontro specifico con i presidenti o gli assessori delegati. No, adesso il presidente Fedrina insomma la convocherà. Verrà deciso, quindi di conseguenza mi pare di capire che anche la riunione di ieri con il mondo del turismo è stata comunque interlocutoria. Ieri è stata una riunione utile interlocutoria per capire quelle che sono le problematicità operative che loro si trovano a affrontare, portarle se è necessario sui tavoli nazionali, ma anche risolverle se no a livello locale, se alcune possono essere risolte a livello locale, e capire anche la disponibilità rispetto alla vaccinazione di quel mondo qualora ci sia il via libera per partire con le vaccinazioni all'interno delle attività produttive. Ok. Poi volevo capire se era stata l'Avvocatura, aveva chiarito quella questione che abbiamo sollevato ieri circa la ripartenza in zona bianca delle attività anticipate rispetto ai tempi del decreto aperture, cioè tradotto le piscine coperte in Veneto ripartono il 7 di giugno quando il Veneto allora è stata una discussione anche c'è stato accennato anche in conferenza delle regioni, ripartono con la zona bianca, tipo le piscine, quindi oltre al grande tema delle piscine e quant'altro, almeno poco fa in conferenza delle regioni lo dicevano Fedriga e il presidente del Molise, che passano già questa settimana mi sembra in zona bianca. Loro mi sembrava di aver letto o capito che loro chiaramente possono riaprire le piscine per esempio, quindi anticipatamente, però è un problema che permane per tutte le altre regioni, quindi il tema delle piscine per esempio è stato un tema di dobbiamo interloquire col governo per capire appunto di anticipare alcune date indipendentemente da chi passa in zona bianca o non passa in zona bianca. Ho capito. L'ultima cosa, in extra Covid ci sono parecchie segnalazioni sul caso di Nicolò Martin, lì ci sono sviluppi? Io so che c'è stato un incontro ieri tra l'azienda sanitaria di Padova e quindi con la parte sanitaria e anche il direttore generale Dal Ben. Credo che uscirà oggi o comunque comunicherà anche il resoconto insomma di questi incontri che ci sono stati ieri. Quindi lascio al direttore Del Ben insomma quello che è la comunicazione, perché è stato un incontro che hanno fatto come azienda sanitaria, quindi come anche equipe pediatrica che sta seguendo il caso. Va bene, grazie. Alba Vanzan. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Quindi ritornando al discorso zona bianca e scadenze fissate dal decreto, se uno si sposa prima del 15 giugno si può sposare se il Veneto è in zona bianca oppure no? Allora il decreto dice sono consentiti i banchetti, le feste, le aperture dal 15 di giugno, se il Veneto torna bianco il 7 giugno, quindi una settimana prima, si può sposare il 12? Allora, perché non solo la piscina al limite uno torna a casa con la sacca sulla piscina, no, ma sulla piscina c'è stato prima questo pronunciamento, ripeto, dai 2 governatori che passano già in zona bianca, però credo che su questo forse facciamo un approfondimento legislativo, quindi domani eventualmente lo dirò al Presidente, proviamo eventualmente a far venire qua anche qualcuno dell'Avvocatura, del Legislativo, che vi risponda in maniera puntuale, perché insomma è anche indelicato che io dica qualcosa che poi voi scrivete giustamente e poi non è corretto, quindi insomma credo che sia più giusto e opportuno insomma che ci sia un pronunciamento legislativo da questo punto di vista, e lo facciamo presente domani. L'interpretazione, ripeto, che è stata data non per i matrimoni ma per le piscine, quindi ripeto quello che ho sentito un quarto d'ora fa, è quella che però chi è in zona bianca quindi anticipa l'apertura delle piscine.
se questo vale anche per tutte le altre questioni. Immagino che sia un principio valido per tutti, perché non avrebbe senso anticipare le piscine e le altre attività. No? Immagino anch'io, però mi permetto di, proprio appunto perché per la delicatezza di cose che diciamo e poi vengono interpretate, e ci sono insomma persone che penso che se sanno questo poi sanno che dal 7 noi passiamo in zona bianca, almeno se tutto va bene, perché sono le 3 settimane, preparano già, adesso non dico scherzando, il matrimonio e tutto il resto, è meglio che prima insomma abbiamo la sicurezza, quindi da oggi a domani insomma non cambia. Se no i confetti ve li tirano dietro. Senta, oltre a qualcos'altro. Il collega prima sollevava il tema dei tamponi. Lei alcuni giorni fa, quando ci ha illustrato le linee guida per la riapertura delle case di riposo, aveva dato tutte le indicazioni, sì. E una delle indicazioni era: se non avete il vaccino, oltre alla maschera, tampone. E aveva detto: vedremo, alcune case di riposo lo faranno, altrimenti interverranno le ULSS. Sì. Avete dato indicazioni oppure no? No, abbiamo dato indicazioni, abbiamo mandato una circolare che accompagna le linee guida, che sono quelle nazionali, quindi non abbiamo chiaramente modificato le linee guida nazionali, in cui abbiamo dato disposizione alle USL di attivarsi, quindi se una persona va in un punto tamponi perché dice: io vado a visitare mia mamma, mio papà, la mia zia che è in casa di riposo, farà un'autocertificazione che dice che va, gli facciamo il tampone è gratuito. Quindi è sufficiente andare direttamente al centro vaccinale, al centro tamponi dell'ULSS? Sì, ma uno va al centro tamponi, fa una dichiarazione, insomma fa un'autocertificazione. Poi è chiaro che so che alcune USL si stanno organizzando, perché voi sapete che le case di riposo comunque fanno la prenotazione, quindi probabilmente nel momento della prenotazione potrebbero anche comunicare al centro, però questa qui poi è un'organizzazione, però se no è sufficiente che la persona vada al centro tamponi, dica che quindi è un atto di responsabilità, credo, e ci sta, dia un'autocertificazione che deve andare a trovare un parente all'interno di una struttura residenziale, una struttura per disabili, il tampone viene fatto ed è gratuito, quindi nessuno deve pagare nulla. Perfetto. Mentre invece la gratuità per il Green Pass, quello di cui si parlava prima, quello è rinviato a disposizione. Certo, perché qui stiamo parlando insomma di questioni un po' diverse, nel senso che coinvolgono effettivamente insomma persone. Per il Green Pass ovviamente il tampone ti basta una volta, poi lo devi rifare. Avete valutato in conferenza delle regioni o in commissione salute che potrebbero esserci persone che rifiutano di fare il vaccino, non se lo vogliono fare e poi chiedono il tampone? In quel caso è gratuito oppure se lo pagano? Allora, se uno rifiuta il vaccino... No, ho capito, non siamo arrivati a questo specifico nella discussione, però è sicuramente una questione da porre, nel senso, uno per scelta rifiuta di fare il tampone e quindi il vaccino, scusami, e ogni volta quindi che deve andare in qualche parte o deve avere un tampone, quei casi saranno valutati, però non siamo arrivati a questo approfondimento. Stando sulle case di riposo, la Pia Opera Ceccarelli San Giovanni Lupatoto ha sospeso 18 dipendenti perché appunto non volevano vaccinarsi. 18 dipendenti in una casa di riposo sono effettivamente è un bel contingente. Avete sentito l'istituto? Che posizione prendete atto di questo? Qual è la sua reazione in merito? No, allora la questione mi era già stata posta non da questo istituto ma in generale, nel senso che e noi l'abbiamo posta anche in sede, proprio ieri ne abbiamo discusso in sede di Commissione Salute, perché è chiaro che, e io l'avevo già detto mi sembra quando è uscito l'articolo 44, sarà difficile anche all'interno delle strutture ospedaliere, la carenza di personale c'è anche all'interno della struttura ospedaliera, però penso sia forse più facile riconvertire anche una figura all'interno di una struttura ospedaliera, perché comunque parliamo di numeri più importanti. All'interno di una struttura invece residenziale per anziani e per disabili, dove i numeri del personale OSS e infermieri, insomma di queste due figure sono numeri limitati e quelle sono le mansioni che uno può fare, diventa più difficile se cominciano a diventare molti. Diventa difficile anche perché voi sapete, ne parliamo penso da mesi, c'è una carenza cronica di personale per queste strutture.
Noi abbiamo messo in atto tutti anche i provvedimenti possibili, le graduatorie delle USL non assumano direttamente le USL, cioè uno entra in USL ma poi va in comando nelle case di riposo, ormai tutte le USL stanno portando avanti questa, quindi è un problema che c'è, l'abbiamo posto perché se cominciano a diventare numeri importanti c'è preoccupazione su questo, sicuramente sì, però oggi la norma prevede questo, quindi se non c'è un pronunciamento a livello nazionale vige la norma nazionale purtroppo. Silvia Moscati. Sì, buongiorno Assessore, volevo solo una conferma. Stamattina si è sentito in televisione, è suscitato delle domande che il famoso Green Pass si otterrà anche con una sola dose di vaccino. Siccome c'era in dubbio questa notizia, volevo solo una conferma da parte sua. Grazie. La confermo perché è inserita nell'ultimo decreto, non mi ricordo più quale articolo, adesso mi sfugge l'articolo, in cui è specificato che per avere il Green Pass basta la prima dose e dopo 15 giorni, quindi uno deve aver fatto la prima dose, devono essere passati 15 giorni, tant'è che ho detto proprio ieri alla dottoressa Russo di dare subito disposizioni alle USL di emettere appunto il certificato, perché oggi noi abbiamo quel certificato che vale da Green Pass già alla prima dose, perché adesso noi normalmente lo trasmettevamo, lo stampavamo alla seconda dose, no? Ma con il decreto che prevede quindi modalità Green Pass prima dose dopo 15 giorni è bene che lo stampiamo, che venga stampato nei punti vaccini dopo la prima dose. Ad Avanzan, prego. Tornando a prima, Assessore, se sono arrivate tutte queste dosi di Pfizer, eccetera, perché sono sempre 50.000 i posti liberi? Perché noi abbiamo 50.000 perché stiamo facendo le prenotazioni fino al 16 di maggio. È chiaro che giugno. È chiaro che se noi apriamo anche dopo, allora i posti possono diventare di più. Però siccome si voleva capire l'andamento delle prenotazioni rispetto ai target che sono oggi aperti, per poi dire, come diceva il Presidente, facciamo un liberi tutti, oppure ci concentriamo in alcuni target. Ieri è stato citato, vi ricordate, i centri estivi, gli educatori eccetera, sono stati citati, io ho citato il mondo del turismo perché c'è stato questo incontro, ma in attesa di quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda i luoghi di lavoro nazionali. Ci sono già le linee per quanto riguarda i luoghi di lavoro, ma la richiesta è quella di dire partiamo le regioni tutti insieme, che non ci sia una regione che parta una settimana prima, una settimana dopo eccetera, quindi i 50.000 sono legati solo fino al 16 di giugno. Quindi se io sono un cittadino di Verona o del Veneto orientale non trovo posto perché la mia US ha esaurito i posti, quindi è inutile che riprovi, mentre invece se abito nel territorio di un'altra US posso prenotare fino al 16 di giugno. Prenotazioni fino al 16 di giugno, non è detto che nei prossimi giorni apriamo oltre e quindi ci sono altri posti, però aspettavamo per aprire proprio per capire come andava l'andamento dei target che oggi sono quelli su cui stiamo investendo e per capire poi come procedere con le vaccinazioni successive. È chiarissimo, capirà però che se uno si sente dire qui da voi prenotate perché poi arrivate, se no finite in coda, i poverini provano ma posti non ce ne sono. Corretto. Filippo Tosato. Sì, soltanto un eventuale aggiornamento diciamo sul fronte Novax. Sì. Ieri vi è stato mandato, mi sembra, o sbaglio, il riepilogo, perché sapevo che non me l'ha mandato, perché io sapevo che Carlo l'aveva chiesto a Mongillo e l'aveva su il personale sanitario. Noi non avevamo i numeri di quello, tra virgolette, delle case di riposo eccetera, però sul sanitario complessivo degli ospedali ce l'avevamo, non vi è stato inviato, va bene, lo inviamo oggi perché so che era pronto, quindi oggi eventualmente me lo inviamo. Ci può anticipare qualcosa? No, non ce l'ho, io non l'ho visto, sono sincera, so che era pronto però non l'ho visto, quindi non ho un numero da darvi. Ecco, e comunque questo prospetto ci dirà qual è l'incidenza? Quali sono oggi il numero dei sanitari pubblici che non sono vaccinati? La ringrazio.
e che non sono vaccinati, diciamo per scelta o per accidente, nel senso che... Ma credo che sia un numero aggiornato rispetto appunto anche alle procedure. Può essere che ci sia qualcuno, credo, adesso verifichiamo, che siano stati tolti quelli che si sono prenotati, però lo verifichiamo prima di consegnarvelo o lo specifichiamo bene. Grazie. Se non ci sono altre domande, grazie Assessore, grazie ai colleghi giornalisti e a domani.